uguali diversamente e dal redatto locale vediamo i nostri figli. In questi giorni abbiamo celebrato il 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Sì. E proprio in questa sala, fino a poche settimane fa, c'era una mostra fotografica molto interessante del coinvolgimento di nostri conterranei in quella immane sciagura. E io sono stato colpito dalla storia di Vittorio Pognaga, un signore nato a Badia Polesine nel 1897, faceva agricoltore nella località di Ceneselli, nel comune di Ceneselli, il comune dell'Alto Polesine, chi non è di queste zone, fino all'età di 19 anni, quando fu arruolato forzosamente dall'esercito italiano per andare a uccidere più austriaci possibili. Questa è la guerra, almeno è stata la Prima Guerra Mondiale. Quindi combatté nei fronti più tragici di quella guerra, cioè la Guerra di Asiago, di Sonzo, il Tagliamento e il Piave, ma passò alla storia, anche se fu dimenticato immediatamente, per un fatto accaduto il 3 novembre 1918, cioè il giorno prima della firma dell'armistizio, quando al comando di una piccola pattuglia di soldati, di fucilieri, 2 soli soldati, entrò per ordine superiore in Trento che stava per essere lasciata dagli austro-ungarici. Quindi fu il primo soldato italiano ad entrare in Trento. Trento era l'impero asburgico e quindi passò. Terminata la Prima Guerra Mondiale, all'età nel 1921 si sposò con una ragazza di Trecenta, Maria Messari, e andò a fare l'agricoltore a Castelmassa fino al 1951, quando ci fu la rotta del Po e con l'alluvione, come molte altre famiglie, tante altre persone, Polesine emigrò in Lombardia e andò a stabilirsi a Fagnano Olona in provincia di Varese. Qui rimase fino alla morte, avvenuta a quasi 102 anni, nel 1999. Ma all'età di 100 anni, nel 1997, divenne un desiderio irrefrenabile, una nostalgia grande di tornare a Trento. Sembra fatto apposta, però qui abbiamo un illustre rappresentante di quella bella città, il dottor Morandini, e fu accompagnato a Trento dai suoi familiari e fu insignito dal sindaco con una medaglia in ricordo di quell'evento, cui appunto fu protagonista, con le aquile, simbolo di quella bella città. La domanda che mi sono fatto è stata questa: qual è stato l'ideale di quel giovane polesano? L'ideale è stata la patria unita, è stata Trento e Trieste libere. Ha provato gioia quel ragazzo di 21 anni nell'entrare una mattina fredda alle 6 in una città molto pericolosa perché era deserta, ma c'erano cecchini da tutte le parti con gli austro-ungarici in ritirata lungo la linea dell'Adige. Ha provato gioia per essere protagonista della storia. È difficile dare una risposta, perché vuol dire qui entrare nel cuore di questo ragazzo e quindi entrare nel cuore dell'essere umano. Ma entrare nel cuore dell'essere umano significa
entrare in un'area riservata, dove l'autore della vita ha scritto le norme fondamentali del diritto naturale, rendendo la sua creatura simile a lui. Genesi 1:27. Allora la domanda fondamentale è questa: chi è l'uomo e che cos'è la legge naturale? È una domanda vecchia quanto il mondo, ma sempre attuale. Ci aiuteranno nel decifrare, nel dare un po' di risposte a questa fondamentale domanda i nostri illustri relatori di oggi. Ma prima di iniziare, veramente volevo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo momento, gli sponsor, le associazioni che comunque sono iscritti sul volantino, ma un ringraziamento particolare lo devo fare agli studenti, perché il lavoro che noi cerchiamo di fare è quello di veicolare delle idee, noi diciamo delle buone idee, alle giovani generazioni, perché è inutile che ci diciamo le cose tra noi e ci autoconfermiamo, non serve a nulla. E vorrei ringraziare in particolare gli studenti dell'istituto sociosanitario, accompagnati dai professori Tagliacollo, Pisana, dirigente scolastica, professoressa Papa, sono i ragazzi della quinta BS, e gli studenti dell'istituto Ferruccio Viola, accompagnati dai professori Rosa, Realo e Montanari, dirigente scolastica, professoressa Sgarbi. Vabbè, non c'è. L'assessore regionale è in ritardo, però verrà a portare un saluto. Per cui darei la parola alla professoressa Giorgia Pinelli, che è la prima relatrice, è una, stavo dicendo filosofa, ma è sbagliato, perché chi conosce questa materia, io non molto, anzi niente, però già me l'ho detto, un conto è essere professori di filosofia e un'altra cosa è essere filosofi. È una professoressa, ma questo non significa che il professore sia minore del filosofo, è una professoressa di filosofia e del Dipartimento di Arti dell'Università di Bologna. Il suo ambito di ricerca è rappresentato dai processi educativi. Io sono sintetico perché se uno vuole, i nostri relatori sono talmente ricchi di curriculum, e basta andare sulla rete. Quindi passo la parola alla professoressa Pinelli. Buongiorno a tutti, ringrazio Luca, ringrazio le associazioni promotrici per l'invito, sono onorata anche di avere davanti tanti giovani, cosa che non è scontata, quindi grazie in anticipo. E io vengo qui a fare un po' il mio mestiere, cioè a me la cosa che ha incuriosito è stato il titolo che è stato proposto, l'evidenza della legge naturale. Devo dire così, si sente, ok, lo faccio. L'evidenza della legge naturale. Perché capite che scattano alcune domande. Cosa vuol dire legge naturale? Cos'è la legge naturale? Prima questione, perché non è scontato che abbiamo tutti chiaro cosa vuol dire. E poi, cosa vuol dire che è evidente? Siamo sicuri che sia così evidente? Ce l'abbiamo tutti chiaro che è evidente la legge naturale? Allora io vorrei provare con voi a interrogarmi su questi due aspetti. Per cui, innanzitutto, cosa significa legge naturale? Cosa è questa benedetta legge naturale? E per farlo vorrei raccontarvi due storie, diciamo così, una è letteraria, l'altra invece è una storia vera e propria, è un esempio storico che ci aiuta ad entrare meglio in questo tema. 442 a.C., nella città di Atene viene rappresentata per la prima volta una tragedia, l'Antigone di Sofocle. E è una tragedia greca, come da copione, per cui la storia è tremenda. 4 gemelli, figli di Edipo, quello del complesso di Edipo che per un lato a testa ha sposato la
madre dopo aver ucciso il padre, magari conosciamo, no? E Edipo ha avuto questi 4 figli, 2 figlie e 2 figli maschi. I 2 figli maschi si fanno la guerra tra loro per andare al trono della città di Tebe e si uccidono a vicenda. Il tiranno reggente di Tebe, Creonte, dice: allora Teocle, che era mio alleato, verrà sepolto. Il corpo di Polinice sia abbandonato ai cani e ai corvi. Vietato seppellirlo, e chi lo seppellisce sarà condannato a morte. La sorella di questi 2 disgraziati, Antigone, che dà nome alla tragedia, non ci sta, sapendo bene di sfidare la legge di Tebe sancita dal re Creonte, prende il corpo di suo fratello e lo seppellisce. Viene arrestata e condannata ad essere sepolta viva. E a un certo punto Creonte, il tiranno, tutto scocciato che qualcuno abbia osato trasgredire ai suoi ordini, dice: cioè, ma tu hai osato mettere in discussione le mie leggi, le leggi dello Stato? E Antigone risponde: sì, è vero, e l'ho fatto perché le tue leggi le hai proclamate tu, che sei un uomo come me, un uomo mortale. Non le hanno proclamate Zeus, non le ha proclamate né Zeus né gli dei. E io non credo che le decisioni di un uomo finito e mortale siano così forti come le leggi non scritte e immutabili degli dei che tutti gli uomini hanno nel cuore, leggi che nessuno ha bisogno di scrivere, che esistono da un tempo immemorabile, come per esempio quella che anche al cadavere di un nemico morto tu garantisci una degna sepoltura. Allora vedete che questa cosa ci porta un po' dentro il nostro tema, perché come se Antigone stesse dicendo a Creonte: guarda che non è carino che tutto quello che ti passa per la testa sia giusto soltanto perché tu hai il potere di fare le leggi. Si capisce? Non è mica uno scatto da poco, Secondo esempio, questo storico nel 1945, guardate, è quasi con data precisa rispetto a oggi, 20 novembre del 1945, la seconda guerra mondiale non è ancora finita, ma inizia il processo di Norimberga, che in realtà sarà una serie di processi, finiscono nell'ottobre del 46, un anno dopo, dove, credo lo sappiamo tutti, vengono processati i gerarchi nazisti che sono stati catturati, che non si sono suicidati, che non sono morti durante le vicende belliche. I nazisti adottarono tra le altre questa linea di difesa: noi siamo innocenti perché noi abbiamo obbedito alle leggi del nostro Stato. Le leggi del Terzo Reich, le leggi di Hitler, dicevano che era giusto, anzi doveroso, discriminare gli ebrei, che gli ebrei non erano né cittadini né uomini, che chi aiutava un ebreo era degno di condividere la loro stessa infausta sorte. Noi abbiamo obbedito alle leggi. Che colpa ci potete muovere? Come credo sappiamo tutti, questa linea di difesa non fu accettata, perché i giudici a Norimberga dissero: è vero che voi vivevate in uno Stato che per legge vi comandava certe cose, ma voi dovevate usare la vostra coscienza e opporvi a queste leggi così chiaramente ingiuste. Ora guardate, i giudici di Norimberga non hanno parlato di legge naturale, ma per dire una cosa così vuol dire che in qualche modo la stanno dando per scontata, perché anche loro stanno dicendo: le leggi di uno Stato non sono per forza giuste. Tu con la tua coscienza, visto che non sei una zanzara, un cactus, ma un uomo, hai il dovere di giudicarle e di decidere se rispettarle o no. Scusate, ma in base a cosa le giudichi le leggi dello Stato? Evidentemente stanno dando per scontato una legge più ampia, più alta, più grande, che viene prima e che nessuno ha mai scritto. Guardate che se ci pensiamo, anche tutte le carte di diritti, no? Penso alla Carta dei diritti dell'uomo del 48, nascono dopo questi eventi, proprio perché ci si è resi conto di questa cosa, che c'è come un patrimonio di leggi non scritte, ma che sono però scritte nel cuore dell'uomo, iscritte nel nostro DNA, che fanno tutt'uno con la realtà e col cuore dell'uomo, che condividiamo tutti. Poi delle specificità di cultura, di educazione, di politica dello Stato, però c'è come un patrimonio minimo, fortissimo, che è radicato nel cuore dell'uomo. Per questo è legge naturale, come dire, è la natura delle cose, fa tutt'uno col modo in cui siamo fatti,
siamo? Allora, la legge naturale è questa roba qua, e guardate che è una cosa pazzesca, perché dire che nella natura e nel cuore umano c'è come un ordine oggettivo e universale che fonda tutte le leggi, anche le leggi degli stati, e che ci dà un criterio per capire cosa è giusto o no, è l'unico modo per poter condannare i nazisti, perché se no nulla, scusate l'esempio estremo, ma avrebbero avuto ragione loro. Se non c'è nessun ordine oggettivo da rispettare, stato che vai, legge che trovi, e tu a quella devi obbedire, qualunque cosa dica, perché alla fine si arriva a questo. Allora, la legge naturale è questa roba qua, questo ordine inserito nella struttura dell'uomo e della realtà, che non è scritto perché, direbbe Antigone, direbbero i giudici allora interni, non c'è neanche bisogno di scriverlo, cioè sarebbe come scrivere ricordati di respirare quando va in giro, c'è bisogno di dirtelo, no, ti viene in automatico. Allora la legge naturale è la stessa cosa. Capite che questo presuppone, lo dico per inciso, un grande ottimismo. Ottimismo rispetto a cosa? Rispetto al fatto che ci sia un ordine nella realtà e che la nostra ragione, il nostro cuore siano in grado di comprenderlo e di sintonizzarsi con quest'ordine. E guardate che non è una cosa da poco, perché tante volte la legge naturale viene abbinata alle pie credenze, al bel sentimento, col cavolo. Chi sostiene questa idea fin dagli albori dell'umanità dice no, c'è un ordine nelle cose, la nostra ragione può coglierlo. Quindi è la cosa più ragionevole che ci sia porsi il problema della legge naturale. E guardate che adesso qua il tempo è poco e poi non voglio togliere spazio a altre cose da dire molto più interessanti delle mie sicuramente, ma si potrebbe fare una carrellata infinita. L'induismo, quindi anche l'induismo delle culture più antiche del mondo, il buddismo, il taoismo cinese, senza contare le radici della cultura occidentale. Io vi ho citato Antigone, V secolo a.C., potrei continuare con Platone, con Aristotele, siamo sempre in Grecia, ma potrei dirvi anche in età romana, Cicerone, in De Repubblica, famosissimo, potrei dirvi tutto il Medioevo. Cioè, se noi andiamo a guardare in ogni cultura e in ogni tempo, pur con tutte le specificità, c'è come dato per assodato che esista un ordine delle cose a cui l'uomo, se è un uomo che vuole essere al 100% tale e vivere in pieno la sua esperienza umana, si conforma, a cui si conforma, perché è come dire davvero il respirare. Tu non smetti di respirare. E allora perché dovresti smettere di corrispondere a questo ordine, a questa insieme di leggi non scritte ma che sono evidenti per il cuore umano? E guardate che questa cosa non è soltanto un discorso appunto di religione. È vero che gli autori che vi ho citato e gli orizzonti culturali che vi ho citato in gran parte sono legati a culture o a epoche permeate di religiosità. Ed è vero che, penso a quello che vi ho detto di Antigone, spesso chiamano la legge naturale legge degli dei. Però per loro la questione non è semplicemente allora credo in questi dei e quindi mi comporto così. Per loro la legge naturale è come le leggi fisiche della natura, non è che tu ti metti a fare delle discussioni sulla gravità. Cicerone nel De Repubblica diceva questa cosa, sempre per aiutarci a capire cos'è questa legge naturale, diceva: è una legge che corrisponde alla retta ragione, conforme a natura, universale, costante, eterna, con i suoi ordini ti distoglie dal male e ti spinge a fare quello che è giusto. Non si può fare alcuna modifica a questa legge naturale, ma sai perché non puoi farlo? Perché l'uomo che disobbedisce alla legge naturale fugge da se stesso, rinnega se stesso, è come se diventasse meno uomo, anche se nessun tribunale dovesse punirlo. Allora vedete che stiamo parlando di qualcosa davvero di strutturale. Tant'è vero che nel 600, quando con le guerre di religione, nessun filosofo ha più voglia di chiamarsi alla religione come orizzonte unitario, perché sono tutti in guerra tra loro, le diverse confessioni, si è spaccata anche la cristianità, protestanti, calvinisti, cattolici, ortodossi se ne sono già andati da no, nessuno si appella più alla religione. Grozio, uno dei padri proprio della dottrina dell'età moderna del diritto naturale, lo dice esplicitamente: se anche Dio non ci fosse, se anche Dio non c'è, la legge naturale è questione di ragione, è questione di riconoscere l'ordine delle cose. Solo un pazzo pensa di poter andare a scuola buttandosi dalla finestra perché fa prima.
Se abita al piano terra forse lo può fare, se abita al 10° piano, se è pazzo lo fa, ma se no usa la ragione e dice meglio le scale, se l'ascensore occupato mi farò 4 piani a piedi e non muore nessuno. Nella stessa logica va il discorso della legge naturale. Un uomo che vuole usare la sua ragione riconosce l'ordine e dopo decide lui cosa farsene di questo ordine, se vuole inserirsi o no, se vuole andare a scuola buttarti dal 10° piano perché fai prima, per dici, proviamolo, se sopravvivi vedremo. Altra cosa, diciamo questo, per noi oggi effettivamente è un po' difficile accettare questo tipo di discorsi. Noi oggi siamo in un'epoca che preferisce parlare più che di legge naturale, di diritti. Anche lì sono partiti come diritti naturali, poi pian piano sono diventati diritti e basta. Però capite che anche il riferimento ai diritti della persona, senza un aggancio alla legge naturale, rischia di diventare schizofrenico. Esempio, se qualcuno di voi cerca di comprare un cucciolo di cane o di qualunque altro animaletto, saprà che non può prenderlo prima che abbia compiuto i 2 mesi, perché i primi 2 mesi la cucciolata è bene che stia attaccata alla madre, perché se no noi potremmo spanare la testa di questo povero cucciolo di cane per la vita. Separarlo dalla madre troppo presto sarebbe un trauma. Poi noi, gli stessi che giustamente hanno questa accortezza nei confronti del cagnolino e del gattino, diciamo che c'è un diritto per cui qualcuno può pagare una donna perché si faccia inseminare, portare un figlio nell'utero e appena partorisce strapparlo via. Cioè non lo facciamo col cucciolo di cane, però chiamiamo diritto questa cosa. È il diritto del bambino, per esempio, di stare attaccato almeno con i 2 mesi, come il cane, con la madre. Cioè capite che se noi ci sganciamo da un riferimento a una norma oggettiva più grande, in base a quale decide cosa è giusto e cosa no, chiaro che chiunque va al potere fa la legge che gli pare, però capite che dopo le contraddizioni iniziano ad emergere. Per noi per oggi, e questo bisogna riconoscerlo, per questo mi ha provocato la parola evidenza, per noi oggi è difficile inserirci in questo tipo di discorso. Perché? Perché ecco, questo va detto, una cosa che l'orizzonte religioso, diciamo così, portava, guarda, non è che fossero tutti religiosi nel Medioevo, c'è anche queste immagini, non è che gli antichi greci fossero tutti devoti agli dei del Pantheon o che nel Medioevo fossero tutti ferventi religiosi, no. Però è vero che era un orizzonte culturale dove anche chi magari andava nella cattedrale a prendere la messa con tutte queste belle vetrate gotiche a Notre Dame, anche chi non ci andava, aveva alcune idee nella testa che erano un po' un patrimonio comune, e cioè che noi non disponiamo di noi stessi, che noi veniamo al mondo in un modo che non abbiamo potuto scegliere in alcuna maniera, perché nessuno di noi può scegliere da chi nascere, dove nascere, con quali capacità, con quali limiti, in quale epoca, in quale paese. Penso all'aneddoto storico con cui siamo stati introdotti. Io non credo che quei ragazzi che sono andati al fronte giovanissimi alla prima guerra mondiale abbiano scelto di nascere in un'epoca del genere. Questa consapevolezza nelle epoche fino alla modernità, fino al 5, 6, 700 era chiara. Noi non ci facciamo da soli. Chi non parlava di Dio aveva in mente almeno appunto un ordine metafisico, si dice, no, in filosofia, che c'è comunque un ordine più grande da cui noi veniamo. E allora, insomma, questo ti dava già le coordinate d'azione. Noi oggi viviamo in un'epoca in cui questo orizzonte non c'è più. E veniamo al mondo, punto. E in cui la tecnologia ci, come dire, dà un attimo di delirio di onnipotenza. Sia chiaro, io non voglio demonizzare la tecnologia, benedetta la tecnologia, benedette le scoperte dell'uomo, dell'ingegno umano che riesce a conoscere sempre più la realtà e a parlarci la stessa lingua. A me 3 anni fa hanno tolto un tumore e io è grazie alla tecnologia medica che oggi sono qua ad annoiarvi. Voi direte, beh, ecco, non sempre utile la tecnologia medica, però non sono qui a demonizzare la tecnologia. Però è vero che noi abbiamo perso questa idea che dipendiamo da qualcun altro. Veniamo al mondo e siamo noi con le nostre capacità. Ce la giochiamo con quello che possiamo
fare. Ed è vero che la tecnologia ci dà sempre più, ci può dare sempre più facilmente la convinzione che possiamo fare quasi tutto. Perché scusate, noi adesso stiamo riuscendo a intervenire sul DNA, sull'origine della vita, sul momento in cui nasce una nuova persona, sul momento in cui si impianta in un utero. Noi stiamo riuscendo a fare cose sempre più in là. Allora, è proprio questo il punto. Noi oggi facciamo fatica a riconoscere la legge naturale perché abbiamo questa idea. Siamo qua, ce la giochiamo, più possiamo fare e più è giusto fare, perché questo è il nostro modo di essere liberi. Anche qua noi intendiamo oggi la libertà come autodeterminazione. Quindi quando ci vengono a parlare di legge naturale, ci danno anche un po' noia, cioè legge naturale chi? Cosa vuol dire? Ma io voglio fare quello che mi pare. Io voglio essere libero, voglio determinare me stesso. Questo è un po' il contesto in cui viviamo noi, e guardate che tutto ce lo dice, dallo sport tutto intorno a te, a tutte le possibilità, ma dico sacrosante, che vengano, che il potere della tecnica ci offre. Ma allora, scusate, torniamo al titolo. Come facciamo a dire evidenza della legge naturale? Cosa vuol dire che è evidente la legge naturale? Se noi oggi possiamo fare quello che ci pare e qualunque maggioranza vada al potere ci può dare permesso di farlo con l'apposita legge. Cosa vuol dire che è evidente la legge naturale? È un tipo di evidenza, quello della legge naturale, un po' particolare. Prima vi ho fatto l'esempio del respirare. Adesso vi faccio questo esempio. Se io vi portassi qua un martello pneumatico e uno spazzolino da denti e vi dicessi, bene, scegliete voi con cosa lavarvi i denti e con cosa andare a spaccare là l'asfalto perché c'è un lavoro da fare. Voi siete liberi di scegliere quello che vi pare per fare quello che vi pare. Però ipotizzo che quasi nessuno sceglierebbe di lavarsi i denti col martello pneumatico. Perché c'è una legge scritta, ho dovuto dirlo, attenzione, mi raccomando, non lavarsi i denti col martello pneumatico, no, non ho avuto bisogno di dirvelo, perché, scusate, l'esempio terra-terra, ma così ci capiamo. Non ha bisogno di dirvela questa cosa, perché ragionevolmente uno sa come è fatta la sua bocca, come è fatto l'asfalto, come è fatto lo spazzolino, come è fatto il martello pneumatico, e il modo in cui sono fatte queste cose ci suggerisce che c'è una via più giusta di un'altra per usarle, che c'è un modo più ragionevole, più ordinato, più vero di usarle. Poi ribadisco, tutti liberi, perché uno può riconoscere un ordine e può decidere di violarlo. I nazisti lo hanno fatto serenamente, ma non sono né i primi né gli ultimi nella storia. Però capite che il discorso che voglio fare è questo: la legge naturale non è una tavola di comandamenti sbattuta di fuori che ti vuole imporre una cosa, e tra l'altro neanche il senso dei comandamenti, questo ma è un altro discorso. La legge naturale è proprio l'ordine che c'è dentro alle cose, il modo in cui è fatta la realtà, il modo in cui siamo fatti noi. Guardate, vi faccio un altro esempio che mi viene proprio a guardare voi. Io, tra le altre cose che faccio, lavoro spesso in progetti di educazione affettiva con ragazzi della vostra età. È una cosa che esce spessissimo, soprattutto dalle ragazze, ma tante volte anche dai ragazzi, è questa: che è vero che noi oggi possiamo vivere il rapporto più intimo che esiste, il rapporto sessuale, quello che virtualmente permette di dare al mondo una nuova vita. Noi oggi lo possiamo vivere come se fosse un passatempo o ginnastica. Possiamo disporre come vogliamo, perché siamo perfettamente in grado di controllarne gli esiti. Però guardate, io quando parlo con i vostri coetanei, poi magari sono così quelli degli romani, ma quando io parlo con i vostri coetanei, a prescindere da quello in cui credono, non credono, votano, non votano, tutti mi dicono: sì, però a me l'idea di essere usato, a me che uno venga con me per passare il tempo, poi mi saluti, a me non è che piaccia tanto. A me accogliere uno nella mia intimità in quella maniera lì, e poi questo mi saluta forse e va via, oppure io gli do in mano tutto e appena lo voglio lui mi demolisce su WhatsApp, sui social, pubblica immagini
riporta conversazioni, posta filmati. A me questa cosa spacca il cuore. Ma come? Ma non eravamo liberi di fare quello che ci pare? Non era ginnastica? Cioè, si capisce cosa voglio dire. Noi siamo liberi di fare quello che ci pare, è vero. Oggi sempre di più entro tanti limiti, ma alla fine arriva il momento che il modo in cui siamo fatti, il nostro cuore, ci presenta il conto. Lo capiamo, lo sentiamo che c'è qualcosa che non torna. La legge naturale è questa roba qua. Allora guardate, e chiudo perché ci siamo dati un tempo contenuto. Allora guardate che per me, cioè, benedette queste iniziative, lo dico in primis per me, è stata una bella occasione di riflessione per me. Ma porci il problema di che cosa sia questa legge naturale, di che peso abbia nelle nostre vite, di cosa vuol dire che c'è un ordine più grande di noi, di cui noi non possiamo disporre a piacimento, che ci governa, ci sovrasta, ci precede. È una roba pazzesca. Beh, uno, motivo più terra-terra, perché è un bel correttivo alla democrazia, correttivo in questo senso, un bel vaccino, voglio dire, per tutte le democrazie. Cosa vuol dire? Vivere nelle democrazie ci dà l'idea che la maggioranza vince, no? Criterio di uguaglianza e criterio di maggioranza, giustissimo. Però questo potrebbe darci l'idea che questa cosa qua l'hanno votata a maggioranza, quindi è giusta. Il Parlamento tedesco nel marzo del 1933 votò a maggioranza la consegna di tutti i poteri al neonominato cancelliere che si chiamava Adolf Hitler. L'hanno votato a maggioranza, ma io non mi sentirei dire che sia stata una furbata galattica, tantomeno una legge giusta. Potevano farlo, l'hanno fatto a maggioranza. Allora, noi a vivere fortunatamente nelle nostre democrazie potremmo dimenticarci che la maggioranza, quando una cosa passa a maggioranza vuol dire che l'hanno votata di più, ma non vuol mica dire per forza che sia la più giusta. E allora ricordarci che abbiamo un parametro come quello che i giudici a Norimberga hanno sbattuto in faccia ai nazisti, ci aiuta a cercare sempre più il bene, il vero, la bellezza che ogni forma politica in qualche modo si incarica di tradurre, di non vulnerare, di attuare per i propri cittadini. Per me, lo dico da adulta e chiara, nonché appunto persona impegnata nell'insegnamento e nell'educazione, è anche un bel monito su cosa vuol dire educare. Cioè se darvi istruzioni per l'uso o suscitare quelle domande grandi che la potenza della vostra età consegna a noi adulti. L'altra cosa è questa. Sta roba che c'è una legge naturale, per me è una roba meravigliosa, è una roba pazzesca. Perché ci consegna un'avventura per la nostra vita, che è l'avventura del significato. Nella nostra bella era tecnologica, noi siamo arrivati a concepire anche i nostri corpi come roba da smontare e rimontare, come cose. Siamo arrivati a concepire anche noi stessi come cose. Io ho dovuto fare un intervento ai denti e mi hanno detto all'ospedale, già che ci sei, guarda che sistemiamo anche il naso, perché non è tanto bello. È vero, il mio naso non è bello, poi me lo sono rotta con una chitarrata che mi è caduta sulla fronte, lo so com'è il mio naso, però è il mio, cioè perché devo giocare alla Barbie, non è che no. E questo è un esempio cretino, becero. Facciamo ben di peggio con i nostri corpi, con i corpi degli altri, con la realtà, con la natura. Noi ci siamo abituati a concepire la materia come pongo che possiamo dominare, anche se quella materia è il nostro corpo. Come se fosse un vestito che ci togliamo e ci mettiamo, che tagliamo e accorciamo, che modifichiamo, anche se quella materia è il grembo da dove noi siamo nati. Allora, la legge naturale ci ricorda che non è così, che questa materia qua, questa materia che io mi sento addosso, questa carne, non è un pezzo di creta sbattuto lì a caso, ha un senso, che la realtà in cui noi viviamo è piena di significati, c'è un ordine e ci invita continuamente a comprenderlo, a scoprirlo, a farlo nostro, a dare il nostro contributo. Cioè la cosa pazzesca di porsi per un attimo la domanda davvero sulla legge naturale è che noi ci troviamo in mano l'avventura del significato, perché se c'è una legge naturale allora noi non siamo palline da flipper sbattute a caso nel mondo che si barcamenano in un qualche modo, ma c'è un senso che noi possiamo trovare e scoprire. E guardate che questa è l'avventura della vita, perché quella domanda che una volta ci intercetta mentre facciamo tutte le nostre solite cose e che ci viene da liquidare la svelta perché sì, vabbè, sono viaggi mentali,
è la domanda e non ci vuole una vita per rispondere, e avere questa certezza che non siamo sbattuti qui a caso, ma che c'è un ordine meraviglioso che possiamo riconoscere anche in noi allo specchio, anche nel ragazzo che mi trovo di fianco, anche in mio marito e i miei 3 figli rompini, anche nel primo picco pallino che passa per strada. Guardate che cambia tutto, perché tutto quello che ho davanti acquista spessore, diventa in 3D, c'è un significato, un mistero che tutto e tutti si portano dentro. E ricordarsi che esiste la legge naturale ci aiuta a sintonizzarci con questo mistero. Grazie per l'attenzione. Ringrazio tantissimo la professoressa Pinelli, perché oltre a quello che ha detto così brillantemente, ma ha spiegato quello che noi abbiamo un po' azzardato sul titolo, noi organizzatori, cioè l'evidenza. Ha spiegato perché la legge naturale è evidente, oltre ad aver richiamato le radici della nostra civiltà, dal mito di Antigone e passando per tutta la carrellata storica che ha fatto. Prima di passare la parola alla nostra campionessa paraolimpica, o meglio la signora Franca, cioè la mamma, do la parola all'assessore regionale della cultura, l'avvocato Cristiano Corazzari, che porta un saluto, e vi volevo ricordare che c'è lo spazio alla fine dell'intervento, uno spazio sufficientemente lungo, circa 30 minuti, per fare le domande. Le domande possono essere dirette o indirette attraverso dei foglietti. Se uno non vuole fare la domanda diretta può scriverla, però sono molto graditi i contributi vostri, perché non deve essere un dialogo fra sordi, ma un'interazione tra noi e voi. Grazie, passo la parola all'assessore. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente un saluto particolare a Sara, con il quale abbiamo diviso bei momenti, la mamma, i relatori e gli organizzatori. Saluto poi tutti i ragazzi e mi fa piacere vedere tanti giovani. Io sono in regione, come è stato detto bene, quindi vi porto il saluto della Regione Veneto, del Presidente Luca Zaia, e mi permetto anche di rappresentarvi la vicinanza del nostro Ministro Fontana, che si occupa di famiglia e di disabilità, e penso che il tema che sia trattato oggi sia assolutamente un tema di estrema qualità ed importante, anche se magari non è semplice da affrontare e da approfondire. Viviamo in un mondo un po' strano. È vero che Papa Benedetto XVI ha iniziato parlando di pericolo del relativismo, di ciò che sta venendo avanti, e già allora dice fare una riflessione profonda, ma sembrano passati tanti anni. In realtà abbiamo visto che questo percorso sta andando avanti sempre di più. Vediamo come la nostra comunità, la nostra società stia continuando a dare per scontate situazioni che tali non sono, e a riconoscere una realtà che sempre più spesso viene riconosciuta nell'ambito giuridico, che però non è realtà della vita, non è realtà dell'esistenza, non è realtà di ciò che è il significato profondo delle cose. È realtà perché è una costruzione. Io vedo la debolezza della nostra società e anche le prospettive per il futuro che si indeboliscono a fronte di questo. Guardiamo la dinamica demografica del nostro paese, per esempio, e guardiamo quali saranno le prospettive per il futuro. E purtroppo, visto da fuori, è un quadro che lascia in un certo qual modo un aspetto di desolazione, perché quando ci si allontana dai principi naturali, che sono valori per noi, che valori profondi che
la nostra religione ha sempre condiviso, magari in alcuni aspetti sono stati anche criticabili, ma quando ci si discosta da questi profondi valori, da questi profondi insegnamenti, si affronta un percorso di declino, ed è quello che purtroppo stiamo affrontando come, non direi solo comunità italiana, ma come società occidentale. Quindi un discorso molto ampio. Nel momento in cui si abbandona una strada che è quella della legge naturale, che è quella della profonda condivisione che è tenuto insieme per livelli le nostre comunità, si invoca una strada che darà un aspetto di declino e che vedrà la nostra comunità indebolirsi fortemente e tra l'altro tutto ciò ispirato e difeso da leggi che ci siamo autocostruiti, le nostre stesse normative, le nostre stesse leggi. Ma non è questo un sentimento comune, signori, perché oggi siamo abituati ad accettare delle situazioni in modo passivo. Ci vengono proposti dei modelli sociali, qualcuno sostiene che sono modelli sociali che sono ispirati alla esaltazione di diritti civili, individuali, ma in realtà sono modelli sociali che non trovano una profonda condivisione, ma vengono comunque accettati. Quindi anche il percorso della partecipazione è importante, perché io non sono convinto che la maggioranza, come si parlava prima di democrazia, io non sono convinto che la maggioranza dei nostri cittadini condivida il percorso che è stato intrapreso e che sta andando pericolosamente avanti. Però sono convinto che ormai siamo abituati a digerire un po' di tutto, perché c'è poca partecipazione su questi temi. Vengono affrontati quasi con un certo pudore, vengono relegati alla sfera personale e non sono abbastanza oggetto di dibattito politico. E quando lo sono abbiamo sempre un approccio ideologico che vede intoccabili, e purtroppo sta entrando anche nelle nostre Costituzioni questo principio secondo cui non esiste più una legge naturale, non esistono più dei valori di fondo, ma tutto è possibile. L'io può tutto. Pensiamo profondamente alla riflessione di dove ci porterà questo percorso e di come sia importante impegnarsi in politica su questi temi. Io vedo poi un'amica che è Sara, la mamma, con la quale ho avuto modo di confrontarmi, di conoscerla nell'ambito delle sue prestazioni sportive, delle sue imprese. Mi occupo di sport tra le altre cose in regione. Lo sport è l'esempio della prova della nostra tenacia, della nostra determinazione, della voglia di raggiungere dei risultati, di migliorare se stessi, di mettersi alla prova della competizione. Lo sport è sano agonismo, è un po' un paradigma di ciò che accade nella vita di tutti i giorni, in cui siamo tutti dovuti dalla scuola, dal lavoro, a porci in confronto con noi stessi e con gli altri. Bene, sappiate che da atleti come Sara arriva un esempio meraviglioso, un esempio di come alle volte i problemi che ci poniamo siano assolutamente risibili e superabili facilmente. Ci arriva un esempio di come la volontà e la determinazione possono far raggiungere grandi risultati. E non a caso gli atleti paralimpici oggi sono una punta di diamante dal punto di vista del nostro mondo sportivo. Oggi a Venezia, in queste ore, è in corso il meeting del Special Olympics. Qui c'è la mia collega, l'assessore Lazzarini. E naturalmente per noi queste sono un qualcosa che trova una condivisione di valori e di risultati incredibili. Incredibile, pensate a quello che fanno atleti come Zanardi. Ecco, quindi una valutazione di questo tipo, in cui c'è anche un trasporto, perché il messaggio che arriva è un messaggio che va a tutta la comunità, è un messaggio che regala qualcosa anche a me, che ho una posizione completamente diversa. È un messaggio stravolgente e non a caso vediamo che anche quando queste iniziative sportive
queste gare vengono proposte al grande pubblico, hanno dei riscontri sia di ascolti televisivi sia di partecipazione assolutamente incredibili, addirittura superiori a quelli delle Olimpiadi, tra virgolette, normali. Ecco, e pensiamo quindi, il messaggio che ci dà Sara è un messaggio di verità e non vorrei essere retorico, ma veramente un incoraggiamento, un esempio per tutto quello che è il nostro vivere quotidiano. Quindi, Sara, noi sappiamo quanto entusiasmo metti in quello che fai, sappiamo che sei un punto di riferimento per tutti gli atleti, perché quando vinci una medaglia a te diciamo che noi con te, perché abbiamo veramente la dimostrazione di come con il cuore e con la determinazione si raggiungono grandi risultati. Ecco, io ho la fortuna di poter, nell'ambito della mia attività, conoscere queste realtà. L'abbiamo portata anche alla mostra del cinema, abbiamo cercato assolutamente di far vedere quanto bella è questa storia, è una delle tante storie. Quindi questo, per chiudere, ci dà la dimensione di come nel valutare, nel fare queste valutazioni, ovvero nel pensare cosa sia una legge naturale, cosa sia la possibilità di quello che io può fare di fronte alle difficoltà. Ecco, Sara ci dà la vera risposta, che si possono raggiungere tutti i risultati. Grazie per me. Grazie. Grazie professore Corazzari, che mi ha rubato il lavoro perché ha già presentato ampiamente la nostra campionessa paraolimpica. Volevo soltanto aggiungere che ha partecipato Sara, ha partecipato ai campionati mondiali di nuoto di Cina del 2012 e in Canada del 2018. È un atleta che quando si prepara produce un tempo di preparazione molto alto, molto intenso, come tutti i veri atleti agonistici, ed è un esempio del costitutivo a merito ad essere di più, quindi un grandissimo esempio. Passo la parola alla signora Vacca. Grazie dell'invito per portare la testimonianza di come una famiglia vive con all'interno una persona rilevabile disabile. Non abbiamo mai considerato Sara disabile, ma una persona diversamente abile, perché come tutti noi abbiamo delle abilità diverse. Infatti quando lei mi chiede cosa vuol dire, e io me lo spiego, che tu sai nuotare, io non so nuotare. Io faccio lamentare che non sei facile. Questa è già un'abilità diversa, quindi noi abbiamo sempre considerato Sara come una persona con un'abilità diversa. Sara all'interno della nostra famiglia non è mai stata considerata una persona con meno capacità, una persona che non poteva fare, è sempre stata lei ha due fratelli più grandi, poco più grandi, perché ha una sorella che potrebbe essere la sua mamma. Infatti lei è cresciuta con due mamme, mamma permissiva e la mamma che doveva correre, è cresciuta in una famiglia felice, perché Sara è una persona serena, felice. L'aiuto che ci ha dato tantissimo è stato lo sport, perché Sara è stata inserita nel mondo sportivo all'età ha cominciato le sue prime gare a 12 anni. E con l'aiuto naturalmente delle società, delle associazioni, degli psicologi. Noi abbiamo seguito e abbiamo cresciuto Sara con molta serenità, senza mai porci il problema di avere una persona, chiamiamola, diversa, perché Sara non è diversa. Noi l'abbiamo sempre trattata bene, è la nostra principessa, Sara è e sarà sempre la nostra principessa. Forse la difficoltà maggiore per una famiglia è dover prendere le decisioni dal posto di Sara, perché naturalmente i nostri ragazzi hanno dei figli, dobbiamo crederci,
Dobbiamo non decidere per loro, e dal momento che hai deciso poi ti fai delle domande. Ma lei avrebbe deciso questo, avrebbe accettato questo, però sai che questo lo devi fare e forse questa è la difficoltà più grande che può avere una famiglia. Lavora, 10 anni che lavora in un supermercato, lei ha fatto le sue scuole con tutti i suoi coetanei, dalla scuola materna fino all'ultimo anno della scuola alberghiera di Ferrara, segue il suo sport ringraziando le persone che ci sono vicine per questo sport. Qui presente abbiamo il presidente della società che attualmente lei è seguita uguale diversamente, ci danno il suo aiuto. Noi ci mettiamo del nostro perché tutti i giorni in piscina, l'allenamento, la palestra. A Sara piace ballare, quindi la devi portare a ballare. Adesso abbiamo intrapreso un'altra disciplina, Sara fa equitazione, perché e poi fa sincronizzato. Non abbiamo una semplice nuotatrice che va in acqua 2 volte alla settimana e più impegnati la mamma e il papà 26 ore su 24. Quindi, ma siamo contenti perché noi non ci siamo mai ritenuti una famiglia con una persona disabile. Questo non... Noi abbiamo 3 figli, punto. Vorremmo che questo messaggio passasse per le altre famiglie, perché le famiglie che hanno dei bambini più piccoli di Sara, questi bambini vanno considerati come i suoi fratelli, vanno inseriti nel mondo dello sport che è molto importante. Quindi lo sport per questi ragazzi penso sia la cosa più importante in assoluto. Lo sport e la famiglia che li segue, tratta con gli altri, perché se c'è bisogno di una carezza si dà una carezza, se c'è bisogno di un caso di sedersi, quello. Quando hanno bisogno di fare, non c'è differenza. Quindi noi siamo 30 anni, Sara ha quasi 30 anni, e per noi sono stati 30 anni normali come gli altri figli, gli altri fratelli. Non ho altro da dire. Grazie signora Blanca, grazie tante per questa testimonianza bellissima. Con tutte le medaglie dopo ci faremo la foto, chi vuole può fare la foto assieme. Grazie. Ci puoi dire qualcosa sulle medaglie? Buongiorno a tutti, sono Sara Blanca, ho 40 anni, voglio dire le mie medaglie. Questa è la medaglia d'oro, l'ho vinta a Taipei, Taiwan. Sempre un'altra medaglia, sempre oro, l'ho vinta campionati italiani, nuoto, basta corta, a ferro. Poi sono stata a Trisno di Firenze, dal 25 al 22 luglio. Scusate, ma ho Human Games, sarebbero le prime Olimpiadi che sono state fatte nel 2016 per la prima volta al mondo, le Olimpiadi per atleti con sindrome di Down. Sara ha partecipato facendo 2 record. Ho 3 medaglie d'oro del sincronizzato. Grazie. E voglio migliorare il record e prendere il posto nel Federica Pellegrini.
il dottor Pino Morandini, vicepresidente nazionale, un giurista molto bravo, molto colto, vicepresidente nazionale del movimento, tra l'altro è autore di 2 leggi che portano il suo nome, il pacchetto famiglia e il pacchetto lavoro, che sono ancora sono state molto innovative per quanto riguarda il lavoro delle donne, della lavoratrice madre e di persone diversamente abili. Passo la parola al dottor. Il quale vi saluta con molta cordialità, saluto non solo tutti voi studenti, perché per me, per noi, è un dono avervi qui, lo spero sia anche per voi. È un dono avere qua i vostri dirigenti scolastici, i vostri professori, che ringrazio per l'attenzione educativa e culturale che hanno. Allora, io non voglio fare nessuna lezione, naturalmente ringraziare coloro che hanno organizzato Scienze e Vita, dottor Busson, coloro che collaborano con lui. Mi pare sia qui anche Don Silvio del Centro Missionario, in particolare ringraziamento perché dà una testimonianza straordinaria di accoglienza, e anche questo fa parte del nostro incontro. Dicevo, non sono qui io per insegnare qualcosa, io sono qui per dirvi che ho incontrato qualcosa di bello nella vita, e siccome incontrarlo l'ha fatto bene al mio cuore e alla mia vita, sento di dirlo anche a voi. Poi può darsi che mi diciate alla fine no, siamo piuttosto perplessi, a noi non fa bene, anzi va benissimo la critica, perché vuol dire che ci si interroga. Quello che non va bene è la timidezza, no? Questa indifferenza diffusa generale che voi ahimè trovate in tanti adulti, perché non siamo tante volte non siamo grandi testimoni nei vostri confronti, ma è bene criticare, perché vuol dire che uno si interroga, si pone le domande. Allora, scusate la confidenza di una debolezza personale, siccome io non so nuotare, cioè a stento so stare a galla, ho trovato finalmente chi mi insegna a nuotare, ma parto dall'alto, cioè la campionessa mondiale di nuoto, quindi sono in buone mani. Quindi mi preoccupa non tanto le fotografie che non ora, ma mi prenoto perché finalmente ho trovato chi mi insegnerà a nuotare col cuore. Grazie. Allora, abbiamo sentito mirabilmente esporre dalla professoressa Pinelli cosa sono le leggi, che c'è un diritto superiore, no? Norimberga, ma potremmo ricordare anche il processo che ha interessato Necker, sapete, è stato il presidente della DDR dal 76 all'89, è stato sottoposto a processo per abuso di potere. Potremmo ricordare il processo contro le gerarchie politiche e militari della Serbia, potremmo ricordare tutto questo. Guardate, c'è un'assurdità apparente, adesso vi parlo da magistrato, se mi consentite una piccola parentesi. Perché? Perché la legge tutela, dice tu puoi, tu sei innocente perché sono stati istituiti i campi di concentramento, ahimè. Mia madre, sono felice che è altoatesina, e quindi un po' di tedesco me l'ha insegnato e mi arrangio abbastanza, e io l'ho letta quella legge del Terzo Reich che ha istituito i campi di concentramento, e non mi vergogno a dirvi che mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. Articolo 1, sono istituiti i campi di concentramento di Auschwitz, Dachau, eccetera eccetera. Articolo 2, nei campi di concentramento, con l'articolo 1 sono deportati i bambini ebrei che subiscono questo e questo trattamento. Articolo 3, nei campi di concentramento, in quell'articolo 1 sono deportate le donne ebree che subiscono questo e questo trattamento. Non ve lo racconto perché vi rovinerei il pranzo. Articolo 4, deportati gli argentini. Legge. Allora è chiaro che i magistrati del processo di Norimberga hanno avuto una responsabilità immensa. Ma come? Hanno detto i responsabili dei crimini: noi siamo coperti dal diritto, abbiamo applicato la legge. Allora è venuto fuori un diritto più grande, quello che è scritto nel cuore dell'uomo. Amici, ragazzi, è scritto anche nel vostro cuore, anche se magari è coperto da incrostazioni perché ci vergogniamo di andare controcorrente e dire quello che è giusto. Non dobbiamo vergognarci come poi dirò. Allora è chiaro che tu puoi superare il diritto scritto se cogli qualcosa che va contro il tuo cuore, contro il tuo buon senso.
non secondo la mentalità dominante, ma quello che senti davvero dentro di te, che può esserci tanto di legge scritta, ma se questa è ingiusta non può darsi. Guardate che io sto applicando una massima del diritto romano della Roma pagana, non della Roma cristiana. Hominum, questa massima del diritto romano della Roma pagana c'è scritto. Voi lo fate in latino? No, beh dai, allora ve la traduco io. Hominum causa, omne ius constitutum est. Omne ius, tutto il diritto, constitutum est, è stato fatto. Hominum causa, per essere al servizio dell'uomo. Quindi vuol dire che questi legislatori, anche oggi, come dirò tra poco, potranno propinarci tante leggi, tutte le leggi che vogliono, ma se sono contro i diritti dell'uomo saranno leggi e non sono diritto. Insegna il processo di Norimberga, insegna il processo a Honecker, insegna il processo alle gerarchie politico-militari della Serbia, dove ci si è macchiati dei più efferati delitti, alla barba, ripeto, della dignità umana. Quindi ci sono principi a cui debbono sottostare non solo chi comanda, non solo i cittadini, chiedo scusa, ma anche chi comanda. C'è qualcosa a cui dobbiamo sottostare tutti, che è la dignità dell'uomo. Allora, quale diritto superiore? Diceva Cicerone che quello che piace al principe allora ha dignità di legge. Ma chi è il principe oggi? Chi è il principe oggi? La volontà generale di un Parlamento che a maggioranza decide, come vorrebbero gli illuministi e come tanto illuminismo pervade anche oggi i parlamenti o certe assemblee regionali. Poi faremo qualche esempio. Il principe è la classe, pensate alla rivoluzione socialista, nel nome della classe si sono perpetrati i più efferati delitti. No, il principe non è la classe. Il principe è la razza, pensate al Führerprinzip, quello che è stato prima ricordato. Decide uno nel nome del popolo e avanti. E sono nati i campi di concentramento, come sono nati i gulag, le foibe a seguito della rivoluzione socialista. Tutti i regimi dittatoriali, siano essi di destra o di sinistra, sono contro l'uomo, come la storia ha dimostrato. Il principe oggi domanda, e qui poi vorrei qualche vostra risposta, è la tecnocrazia, punto di domanda, cioè il legiferare ridotto a fare qualcosa nel nome dell'utile. Per cui se io non posso avere figli, adesso sto toccando gambiti delicati, se io non posso avere figli, ho diritto ad avere un figlio. Quindi se non posso avere figlio con mia moglie, non è che penso all'adozione, che sarebbe il sistema più naturale, no. Vado in un centro di fecondazione dove mi danno il dépliant come lo vuole, con i capelli biondi e gli occhi chiari, oppure con i capelli neri e gli occhi verdi, lo vuole di colore la pelle bianca, olivastra, nera, eccetera, eccetera. Attenzione, con tutto rispetto per le coppie che non possono avere figli, nel mio volontariato che faccio da 40 anni, ne incontro tutte le settimane coppie il cui dramma è non poter avere figli. E giustamente va data risposta a questa loro domanda forte, naturale e umana. Io grazie a Dio sono padre e sono anche nonno, e quindi non mi stancherò mai di ringraziare il Padre Eterno di questo dono. Per cui mettiamoci nei panni delle coppie che non possono avere figli, ma il problema è come rispondiamo a questa domanda profondamente umana. Come? Costruendo l'uomo? Ma scusate, ma se io vado in laboratorio e costruisco una persona, questa persona, con tutto il rispetto per chi ci lavora nei laboratori, senza voler giudicare le coppie che vanno per questo, non ci è dato giudicare le persone, ci è dato sì giudicare una cultura, una legislazione, una mentalità. Questo sì è per quello che sono grato a voi, per questa presenza ai vostri docenti, perché su questa cultura e su questa mentalità ci interroghiamo. Ma se io voglio costruire una persona del laboratorio, davvero la considero un soggetto, una persona, o non forse qualcosa, visto che lo posso costruire, che può avvicinarsi all'oggetto? Lo so che loro signori, quelli che hanno il potere, per la gran parte queste domande non se le pongono, ma queste sono domande che vanno al profondo dell'umano, per cui mi permetto di porle. Attenzione poi per quanto riguarda i legislatori, perché Platone, in un bellissimo opuscoletto che vi inviterei a leggere, siccome io spero che qualcuno di voi domani faccia il magistrato o faccia il politico, davvero, ve lo dico col cuore, naturalmente che lo faccia in modo giusto. Platone, qualche secolo fa, scriveva nell'opuscolo
intitolato De Repubblica. Verrà il giorno in cui i legislatori, i governanti, avranno paura del popolo e pur di tenerlo buono gli daranno tutto quello che chiede. Allora, se oggi il popolo chiede, poi non so neanche se interpreta nel popolo, perché ha fatto bene prima l'assessore regionale a dire, ma insomma, il buon senso della gente non è che chieda tante leggi efferate, sono così tante volte i mass media che non sono attenti alla dimensione dell'umano, ce ne sono anche di quelli attenti, sia me chiaro, perché il buon senso di un popolo viene fuori forte quando sono momenti difficili e non si fa manipolare, ma sembra attraverso i mass media che veicolano, no? I cosiddetti diritti civili. Allora il popolo chiede che sia riconosciuto, che so, per esempio il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Attenzione, chiunque, qualsivoglia persona, indipendentemente dal suo orientamento sessuale, ha la sua dignità uguale a quella di tutti gli altri. Non è questo che è messo in discussione. Il problema, signori, quando parliamo di queste cose, è che bisogna pensare, il magistrato deve farlo, il politico deve farlo, all'anello debole della catena, che non sono le coppie dello stesso sesso, ma sono i figli. Siete voi, come farò qualche esempio tra poco, siete voi. Quando noi legiferiamo, ho legiferato per 25 anni nel mio consiglio regionale, e legiferiamo sui temi fondativi dell'umano, noi non dobbiamo pensare agli adulti. È troppo comodo perché gli adulti sono quelli che hanno molte volte il coltello per il manico. Noi dobbiamo pensare alle conseguenze che queste leggi hanno sull'anello debole della catena, che sono i figli, che sono i bambini, che sono i giovani, che sono gli adolescenti, cioè chiederci come queste leggi ricadranno su di loro. Allora, il problema qual è? Il problema è che oggi si pensa di fare diritti, anche nuovi diritti civili, di fare leggi considerando la natura umana come un qualcosa di cioè, per cui si fanno le leggi contro la vita umana, si fanno le leggi contro i più deboli, contro i figli, tante volte, si fanno le leggi contro la famiglia, no? E cos'è la natura umana? È stato bene spiegato prima, non mi soffermo, dico solo una cosa: io sono certissimo che voi siete molto attenti all'ambiente e a me fa molto piacere perché sposo totalmente le vostre tesi di particolare attenzione all'ambiente. Ma l'ambiente è un grande, grandioso valore perché ci vive il valore più grande ancora, che è la persona umana. Per cui mi permetto di invitarvi ad accostare all'ecologia ambientale. Papa Francesco ha scritto pagine bellissime nell'enciclica Laudato Si, proprio bellissime sull'ecologia ambientale, ma anche detto all'interno di queste pagine, come l'aveva detto Benedetto, come l'aveva detto Giovanni Paolo II, che c'è un'ecologia umana, che noi dobbiamo avere rispetto per la natura umana, perché ogni persona è una meraviglia. Mi ha fatto molto piacere, mi ha commosso prima il vostro lungo applauso nei confronti di Sara. Sapete perché? Perché avete detto con questo applauso che ogni persona è una meraviglia. Ma ogni persona non è una meraviglia perché è bella, perché è affascinante, eccetera. Il mondo dell'apparenza questo vuole trasmetterci. No! Ogni persona, torno a sottolinearlo, è una meraviglia perché è una sintesi mirabile fra corpo e spirito, cioè fra le energie fisiche, pensate che energie fisiche è diventare campione mondiale di nuoto, e le energie interiori, la forza di volontà. Io ho fondato nel mio Trentino 17 anni fa un gruppo strumentale composto tutto soltanto di ragazzi più o meno giovani che hanno la sindrome di Down. Sono molto grato al professor Lejeune, il quale ha scoperto la trisomia 21 ed è stato un profeta straordinario in corso alla causa di beatificazione. Ebbene, questi ragazzi, sapete, non è che suonano al pianoforte, e sono andati ciascuno a lezione privata a imparare a suonare il pianoforte, e vanno a fare concerti, hanno suonato davanti al mio consiglio regionale, hanno suonato davanti al Parlamento europeo, hanno suonato davanti al Papa, e loro fanno i concerti e giustamente si sentono come gli altri perché hanno imparato facendo fatica come si leggono le note, come si suonano. Questo è bello e questo è molto importante. Allora dicevo, ogni persona umana è una meraviglia perché siete sintesi fra energie del corpo e energie dello spirito, quindi non sono energie fisiche, ma energie che avete nel cuore, il sentimento, la tenerezza. Quando vi innamorate di una ragazza,
l'uomo, quando si innamora di un ragazzo, la donna, è bellissimo questo. Naturalmente non banalizzando, come prima è stato detto molto bene, la sessualità, ma pensando che la sessualità è una dimensione della persona, e la persona non è soltanto corpo, è anche corpo, ma è cuore, affettività, anima e spirito. Questa è l'ecologia umana, e allora è chiaro che i legislatori di questo devono avere rispetto. Ecco perché ci sono dei principi e devono mantenersi, dei principi di riferimento intoccabili, altrimenti l'ecologia umana va a farsi friggere. Chi paga sono i più deboli, e vi faccio qualche esempio. Naturalmente sappia, ma lo sanno benissimo i vostri docenti, i vostri dirigenti scolastici, e quando noi parliamo di queste cose, con tutto rispetto, vi ripeto, sto raccontando quello che di bello ho incontrato, e non mi stancherò mai di ringraziare chi mi ha insegnato queste cose, me le ha dette, me le ha testimoniate nella vita, perché poi bisogna testimoniare nella vita. Noi facciamo carità. Antonio Rosmini, un grandissimo filosofo del mio Trentino, diceva che c'è anche la carità intellettuale, non c'è solamente la bellissima carità materiale, c'è anche la carità intellettuale, che è quella di vivere prima di tutto noi i valori e di testimoniarli, cioè di annunciarli, di fare vedere a chi ti ascolta che li stai vivendo, cerchi di viverli con tutti i tuoi limiti. Allora, io dico adesso agli adulti, mi permetto di dirlo anche a voi giovani, perché ogni tanto sono stato anch'io studente, facevo liceo classico e quindi evidentemente nell'età giovanile sono nell'esuberanza di vario tipo, no? Mi permetto però di invitarvi ad accostare alla stagione dei diritti anche la stagione dei doveri, anche la stagione dei doveri. I diritti veri presuppongono sempre dei doveri. Però se voi leggete i giornali e sentite la televisione non si parla quasi più di doveri, si parla solo di diritti, e i diritti civili e questo e quell'altro. Ma attenzione, in questa società, in questo occidente opulento, ci sono certamente purtroppo sacche di povertà, e verso questo dobbiamo porre anche l'attenzione, di povertà anche materiale, a quell'occidente povero soprattutto dal punto di vista morale, secondo me, senza dimenticare la povertà materiale. Allora dicevo, se in questo occidente che esaspera i diritti, che non sa più che diritti cercare, no? Il diritto a questo, il diritto a quello, nel contempo dimentica i doveri, perché in tante parti del mondo si muore di fame, in tante parti del mondo non c'è nemmeno l'assistenza sanitaria di base, in tante parti del mondo non c'è nemmeno l'acqua, e noi diamo tutto per scontato. Ma chi ci ha? Che merito abbiamo noi di avere? Quando invece i nostri fratelli e sorelle in tante parti del mondo non hanno nemmeno l'acqua, il cibo, non hanno nemmeno l'assistenza sanitaria di base. Allora attenzione, perché c'è una relazione profonda tra questa continua rivendicazione di questo occidente di sempre più diritti e dall'altro una povertà materiale fortissima. E dove sta questa relazione? Sta nel fatto che nel momento in cui tu esasperi i tuoi diritti, cancelli i doveri, ma sono i doveri che ci fanno pensare anche più debole, sono i doveri. Quando gli adulti fanno le leggi sui temi eticamente sensibili non possono pensare di dar solo diritti, devono pensare ai doveri che hanno gli adulti verso i giovani. E io qualche esempio ve lo faccio subito. Per esempio, il divorzio, premetto, come ho detto prima, che non voglio giudicare le situazioni coniugali, familiari, però da legislatore e da magistrato giudico le leggi e la loro applicazione, perché ne ho visti di casi assolutamente disumani. È stato introdotto il divorzio in Italia con tanto di legge. Ma ci vuole, eccetera, eccetera. Per carità, ci vuole. Ma il divorzio nega il matrimonio come rapporto stabile finalizzato a voi figli. Per cui nel momento in cui due divorziano, si separano, avrete ancora un papà e una mamma, ma non li avete più come genitori, e noi abbiamo bisogno di averli come genitori perché sono la fonte da cui siamo venuti. Ecco la prima debolezza, per cui mi permetto di stare vicino ai vostri compagni o alle vostre compagne che vivono una situazione familiare difficile, di cui i genitori sono separati o sono divorziati. Questo ci è stato lasciato dagli adulti,
ci saranno delle situazioni esasperate, casi limiti in cui sarà stato necessario fare il divorzio, ma tante volte se c'è la buona volontà, se si pensa, come dicevo prima, all'anello debole della catena, questo non accade. L'aborto, diritto di aborto in Italia, attenzione, la gran parte delle donne che oggi restano incinte vanno a fare l'amniocentesi e se scoprono che il bambino che hanno in grembo ha la sindrome di Down, lo dico perché io sono stufo di andare ai convegni dove mi invitano e giustamente questo mi fa piacere, vedo applaudire questi giovani e poi però quando sono fuori dal grembo materno e poi però quando si scopre la sindrome di Down nel grembo materno il 99% di costoro vengono soppressi con l'aborto. Allora, l'aborto nega il diritto a nascere, non solo, ma nega a quel figlio di avere un padre oltre che una madre. Perché voi sapete che per la legge, se non lo sapete ve lo dico io, se il padre è contrario a che venga soppresso suo figlio e la madre invece vuole abortirlo, il bambino o la bambina vengono abortiti. Voi capite che violazione sul diritto a vivere degli innocenti, dei più giovani, dei più piccoli, dei più deboli, come dicevo prima. Ecco perché io, naturalmente, questo lo dico a voi, perché ci pensino gli adulti che fanno le leggi su queste cose. Ancora l'eutanasia sicuramente con tutto rispetto per le situazioni difficili eccetera, ma davvero secondo voi dice l'attenzione per i malati terminali, in particolare per gli anziani, ma comunque per i malati terminali, o invece non è una violazione di un diritto a morire secondo natura? Cioè queste domande gli adulti se le devono porre. Il diritto al figlio artificiale, come ricordavo prima, non nega forse il diritto del figlio a non essere posseduto come oggetto, il diritto ad essere persona, e così la stessa cosa il diritto alla manipolazione genetica. Lo sapete che oggi vengono costruiti degli embrioni in laboratorio che poi sui quali si fanno sperimentazioni, in qualche caso addirittura utilizzati per fare le creme, perché siccome possiedono le cellule totipotenti evidentemente hanno un potere notevolissimo per togliere le rughe di tanti volti, no? Cioè su questo io non voglio giudicare le persone, però su questo dobbiamo porre la domanda. Allora il grande equivoco oggi è che i diritti fondamentali, i diritti umani, il diritto alla vita, il diritto ad avere una famiglia, voi avete diritto ad avere una famiglia e due genitori che stanno insieme. Se per le nostre limitatezze umane questo non accade, io chiedo, lo ribadisco perché ne ho incontrate tante di queste situazioni, state vicino a questi giovani, perché è andata in crisi, si è rotta la sorgente da cui derivano, si è rotta la sorgente della loro esistenza, del loro amore, quindi vivono dentro di loro un dissidio profondo, una fragilità particolare, e so che avete dei professori e dei dirigenti che stanno vicino a queste situazioni e questo mi comporta in modo particolare. Allora dicevo, accanto ai diritti i doveri, ma attenzione, i doveri, ma non solo quelli che fissano le assemblee legislative, perché scusate, facciamo l'ipotesi che oggi una maggioranza, non mi interessa per tipo di governo, non faccio questioni politiche, facciamo l'ipotesi che oggi c'è una maggioranza in Parlamento che dice che il bambino prima di nascere è un soggetto, è una persona, e che dice che la famiglia, tra l'altro lo dice la Costituzione già, è quella formata da un uomo e una donna che si uniscono in matrimonio. Oggi la maggioranza dice questo. Facciamo l'ipotesi che domani arrivi un'altra maggioranza la quale dice no, momento, prima della nascita ci sarà, non siamo sicuri, comunque qualcuno dice no, è un grumo di sangue, un ammasso di cellule, la famiglia sì, una donna ma può essere anche due uomini e due donne. Scusate, ma forse che la qualifica di soggetto, di persona, di essere umano o di famiglia dipende dalle maggioranze mutevoli che si succedono nei consigli regionali e nei parlamenti, o non è qualcosa che viene prima? Articolo 2 della Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'uomo. Attenzione ai verbi: riconosce e garantisce, non attribuisce. Ho ricordato prima le epoche storiche in cui addirittura
venivano conferiti dallo Stato i diritti fondamentali, per cui il mio diritto a vivere, il mio diritto a manifestare liberamente il mio pensiero non mi apparteneva, non mi sarebbe appartenuto come persona, penso a tanti fratelli nell'est o nel sud del mondo o nel centro Europa, ma mi appartiene perché me lo dà lo Stato. No, la persona viene prima, voi venite prima del comune, della provincia, della regione, dello Stato. Voi venite prima, cioè noi persone, i nostri diritti fondamentali che abbiamo come persone, diritto a vivere, diritto a manifestare il proprio pensiero, diritto ad associarsi, ci spettano in quanto persone, in quanto uomini e donne che vogliono costruire questa società. Ecco perché è importante questo. Allora, è una sorprendente contraddizione, scusate, io mi sono letto tutte le carte internazionali, tutte le costituzioni dei paesi europei, in particolare la nostra, che è comunque una bellissima costituzione, ed è una cosa che mi fa soffrire tutte le volte che mi metto a leggere. Voi provate, e sono certo che i vostri docenti che vi insegnano anche diritto vi avranno intrattenuto su qualche passaggio di questi documenti. Sono cose bellissime. Il rispetto del diritto alla vita, il rispetto della solidarietà, i diritti umani fondamentali, eccetera. Poi però nella pratica accade quello che ho esemplificato prima. Un aborto sempre più diffuso, la selezione per cui noi vogliamo il bimbo sano, altrimenti assolutamente, i primi a rimetterci sono proprio i ragazzi diversamente abili con la trisomia 21, cioè che hanno la sindrome di Down, eccetera, eccetera. Allora, io su questa contraddizione volevo interrogare i nostri legislatori, perché ancora una volta pagano i più piccoli e i più deboli. Allora, voi capite che c'è qualcosa che viene prima di noi e non ci basta che i legislatori tutelino questo e già sarebbe meglio, ma devono essere tutelati per una ragione di giustizia, di eguaglianza. Le carte internazionali nella nostra Costituzione sono pieni di queste parole. L'articolo 3 della Costituzione riguarda il principio di eguaglianza. Scusate, su cos'è che si fonda l'eguaglianza? Se non sulla pari dignità che abbiamo tutti, nati e non ancora nati, disabili o diversamente abili ed abili, e avanti di questo passo è solamente il riconoscimento della pari dignità per il fatto solo di esistere che fonda l'eguaglianza, altrimenti ne troveremo sempre e facciamo distinzione tra chi ha la pelle bianca, chi ha la pelle nera, chi ha la pelle gialla, chi ha la pelle rossa, eccetera, eccetera. Quindi mentre i diritti civili vengono prodotti di volta in volta dai mass media, no? A seconda delle epoche, delle comodità degli adulti, i diritti umani fondamentali, quelli su cui mi sono permesso di intrattenervi un po' più a lungo, restano sempre, restano incancellabili perché li abbiamo profondamente nel cuore. Allora, da questo punto di vista, è la questione antropologica fondamentale. Non voglio portarmi paroloni. Antropologica deriva dal greco anthropos, che vuol dire persona umana. E la questione antropologica vuol dire che tutti ci siamo interrogati, molti adulti ancora oggi si interrogano, ma soprattutto i giovani, qual è il senso della vita? Per cosa siamo al mondo? Che senso ha la sofferenza? Che cosa vuol dire l'amore? Che cosa vuol dire la morte? Che cosa vuol dire la vita? Avete ragione voi giovani a chiederci questo. Noi adulti dobbiamo darvi delle risposte su questo, non perché abbiamo ricette preconfezionate, ma perché vogliamo raccontarvi quello che di bello abbiamo incontrato, come i valori, per quanto la vita sia difficile, piena di difficoltà e piena di prove, i valori danno la forza per andare avanti, i valori partono da questi diritti umani. Quindi tutti i contenuti del vostro studio, che è importante perché lo studio sono gradini per arrivare un domani a servire meglio la comunità, ripeto, di qualsivoglia professione facciate, dalla più alla più alta, lo studio di oggi, l'attenzione educativa dei vostri docenti vi aiuterà tantissimo e le cose che oggi magari vi faranno venire la barba, come quelle che vi sto facendo, o vi stanno dicendo i vostri docenti, domani le ritroverete come vere perché intercettano il vostro cuore, la vostra capacità di essere uomini e donne dentro la società. Allora, a chi vi dice che bisogna espandere la libertà, non credete, perché questi sono falsi profeti, ne abbiamo fin troppa di libertà. È un'ubriacatura di libertà questo Occidente. La persona certo ha bisogno della libertà, ma entro giusti limiti, è come il vino, è come l'alcol, in giusti limiti si può bere, ma oltre ti ubriaca e ti distrugge, alla lunga ti porta alla tomba.
La persona più che di libertà, naturalmente ha bisogno anche di libertà per certi limiti, ha bisogno di senso, di significato della vita, ha bisogno di significati, ha bisogno di identità, ha bisogno di riconoscimento. Questo dobbiamo e noi vogliamo trasmettere. Dopo è chiaro che riusciamo o non riusciamo. Allora io capisco che voi giovani oggi vi troviate in difficoltà in questa società, perché noi adulti vi stiamo lasciando un vuoto esistenziale. Li testimoniamo poco a voi i veri valori in cui crediamo. Allora questo vuoto si può riempire solamente con valori forti, cioè valori intendo dire per cui vale la pena vivere. Io faccio 40 anni di volontariato nella mia realtà e vi assicuro che i rapporti fra me e i miei amici e amiche di volontariato sono più profondi di quelli di sangue che ho per esempio con tanti parenti. Ma non ho nulla contro i parenti, ma perché c'è questo comune denominatore di questi valori forti che ci tiene insieme. Allora ricordatevi di essere persone con la vostra coerenza, poi si sbaglia tutti, ma fissatevi dei principi, state fedeli a questi diritti fondamentali, credete negli ideali, abbiate il coraggio di difenderli, non siate tiepidi. I tiepidi, scusate se faccio questa parentesi ecclesiale, i tiepidi, lettura di qualche giorno fa, il Signore, il Padre Eterno, li ha vomitati. I tiepidi non sappiamo cosa farci, preferisco chi mi contesta perché vuol dire che si pone la domanda, ma non i tiepidi. Abbiamo tanti politici, esclusi presenti, ma tanti che sono tiepidi e che non si espongono per paura di perdere il cadrevino. Non ha bisogno l'Italia di questo. Voi avete diritto ad avere uomini che vi governano, che hanno il coraggio di dire come la pensano, magari all'opposto di quel che vi sto dicendo, che vi fanno una proposta di vita magari all'opposto di quella che vi sto dicendo. Poi confrontatela quella che vi fanno con quella che vi faccio io, con quella che vi fanno i vostri insegnanti e i vostri educatori e i vostri genitori, e poi valutate, perché siete intelligenti e liberi. Allora difendete la vita, difendete gli ideali, difendete i più deboli, difendete i poveri, difendete i bambini, difendete gli adulti. Una civiltà è tale e il grado di civiltà di un popolo si misura dall'attenzione che ha verso i più deboli, e i più deboli sono i bambini, sono i giovani, sono gli adulti. È quello che ricordavo prima come l'anello debole della catena. E quest'estate, e chiudo, ho fatto l'incontro qui a Rovigo all'aperto, è iniziato alle 9 qualcosa, quindi era già buio, e il titolo era "È di notte che si vedono le stelle". Allora, siccome voi dovete, noi facciamo la nostra parte, ma voi dovete cercare di far risorgere l'aurora di questi nuovi valori, e sappiate che gli eroi non sono i superuomini, ma sono quelli che sanno trasmettere speranza nel mondo. L'incontro iniziò con alcuni appassionati astrologi che ci fecero vedere delle immagini stupende del firmamento. Non avete l'idea che cosa bellissima abbiamo sopra di noi nelle notti stellate. Però mi permetto di parafrasarla sul momento culturale di oggi, su questa società che rischia di smarrire i valori più profondi. Sembra buio, me lo diceva l'altro giorno un giovane, a me pare di essere nel buio. Allora io chiedo a voi di essere delle stelle. Vuol dire non essere impeccabili, siamo tutti pieni di limiti, io per primo, ma di testimoniare questi valori. E proprio nel buio che stiamo vivendo, quando la gente vede le stelle che non hanno paura di proclamarli e cercare di viverli, si illumina nel loro cuore la speranza. Vi ringrazio. Grazie intervento. Allora voglio dire solo due cose. La prima, abbiamo molte possibilità di intervenire per domande, per chiarimenti, per contributi, basta che siano succinte, ripeto, o direttamente o scrivendo. Ci sono le penne, ci sono i fogli là. E mi permetta dire soltanto che non voglio dire che è la sintesi, per carità, di questi tre ricchissimi contributi, però è stato introdotto il concetto di bioetica. Cos'è la bioetica?
è questo campo delicatissimo in cui si contrappongono due concezioni dell'uomo: l'uomo che si fa da sé o l'uomo che è dono, l'espressione di un dono, cioè la contrapposizione di due razionalità, la razionalità aperta al trascendente e la razionalità china, prona sull'immanente. Questi problemi che sono stati accennati dalla professoressa Pinelli, dal dottor Morandini, dall'intervento della signora Franca Zanca, questi problemi sono stati possibili e sono sempre più potenti a causa dell'avvento delle biotecnologie. 100 anni fa non esistevano e la prospettiva è quella di una maggiore pesantezza di questi problemi nel prossimo futuro. Quindi dobbiamo essere con le orecchie attente e diritte. C'è un banchetto in fondo, praticamente è tutto gratis, nel senso che si possono prendere tutti i contributi cartacei. Se qualcuno volesse dare qualche soldino non ci arrabbiamo, però è importante che venga preso il materiale, che è molto interessante. Prego, le domande. Stiamo nei tempi giusti, alle 12 finiamo, se riusciamo a finire prima, ancora bene. C'è una domanda della quinta S, Elisa e Diletta. Dicono: le persone che non credono in Dio fanno fatica a risolvere i loro problemi? L'altra domanda: perché secondo voi le persone non sono artefici del proprio destino? Questa è la prima domanda, le due domande. Adesso inizio io, così uso per questo intervento tra tanto grazie per le domande, perché sono domande intelligenti. Le persone che non credono in Dio fanno per cercare di risolvere i loro problemi. Oddio, no, secondo me si è tutti sulla stessa barca. E qual è la differenza? Secondo me è fondamentale tra una visione di fede e invece il pensare che siamo così nati dal caso. Cioè, secondo me la cosa che cambia è quello che ha detto adesso anche Luca in conclusione del suo intervento. Sapere da dove vai, sapere da dove vieni e di chi sei, in qualche modo ti dice anche chi sei e dove vai. Lo dico ovviamente così da qualche dato. Pensare, cioè uno che pensi, qualunque sia il suo Dio, che noi siamo qua, non per caso, ma per volere di qualcun altro, per un progetto, capite che dà un certo tipo di impronta alla nostra vita. Cioè io non sono qua a caso, io non sono un fungo che è venuto su così, o il prodotto così dell'uzzolo del momento, o peggio ancora, come diceva Benedino, il prodotto del desiderio dei miei genitori. Che fatica dover essere tutta la vita quello che soddisfa il desiderio dei tuoi genitori. Cioè vorrei soddisfare il mio, non quello dei miei genitori, no? Allora, un orizzonte religioso, e guardate, io qua dico neanche, allargo la domanda, neanche un orizzonte proprio di fede, cioè uno che creda, vada, faccia i riti, ma un orizzonte religioso che ti dà l'idea che prima di questa realtà qua, attorno, oltre, ce n'è un'altra. Per me la differenza che fa è questa: tu non sei il prodotto del caso e neanche il prodotto del potere o del desiderio di qualcun altro, non del tutto almeno. Poi certo, qualcun altro si è fatto tramite del tuo venire al mondo e tu sulla tua vita hai un grosso potere di intervento, spoilerò anche la seconda di domande. Però se noi non siamo qua a caso, la nostra vita è un dono, è un mistero che non abbiamo potuto decidere noi tutto per tutto, che però ci è data e forse ha anche un significato. Non è che uno che non abbia questo orizzonte debba essere uno che vive
senza uno scopo, senza un significato nella vita, attenzione. Però guardate che la nostra cultura, che è impregnata di questo totale rifiuto di qualunque dimensione ulteriore, spirituale, soprannaturale, metafisica, usate il termine che volete, la nostra mentalità oggi ci dice proprio questo: tu sei qua a caso. Quando io faccio lezioni di filosofia ai miei studenti, spiego spesso autori che tra l'altro hanno Nietzsche, Heidegger, che dicono: tu sei gettato nel mondo. Vedete la differenza? Generato contro gettato. Generato: io sono il frutto di una relazione, la mia vita mi è donata, ma in qualche modo è voluta, è desiderata, è accompagnata, è amata. Gettato: sei una pallina da ping pong che si trova sul tavolo da ping pong con certe racchette che la sbattacchiano di qua e di là. Quando dice aforisma 125 della Gaia Scienza, fa dire al suo uomo pazzo, no? Quella frase che sta famosissima: Dio è morto. Questo qua dice: Dio è morto. Ma voi non potete stare seduti così tranquilli sulla sedia, perché dire che Dio è morto, cioè dire che non c'è alcun significato che precede la nostra vita, che noi siamo qua a caso, è come cancellare via l'orizzonte con un colpo di spugna, è come bere male fino all'ultima goccia, e la nostra vita diventa un eterno precipitare, e anche questo pianeta su cui siamo è una palla da ping pong che rotola l'universo. Allora, per me la differenza tra le due prospettive, tra le due mentalità, e guardate, non parlo neanche di fede, faccio un passo ancora più indietro, proprio di mentalità. La grande differenza è questo: io non lo so se questo faccia fare più fatica a risolvere i problemi. Nella mia esperienza personale vi dico che essere convinta quando le cose non vanno tutte bene, anzi vanno molto male, i tuoi progetti vanno in fumo, sbatti il naso ogni giorno contro dei casi di persone più deboli, i tuoi studenti, che patiscono delle ingiustizie tremende per colpa di noi adulti che ci facciamo i nostri con successo. Quando ti trovi di fronte a queste cose, a me pensare che non siamo palline da ping pong scagliate a caso sul tavolo galattico fa una bella differenza, ma non solo perché mi consola, guardate, ma perché io ho un significato da cercare innanzitutto per me e da comunicare, e questa è una differenza fondamentale, perché se no avrebbe ragione chi dice: guarda, ognuno per sé e Dio per tutti, cerca di barcamenarti meglio che puoi, e la vita diventa proprio piatta. Pensare che c'è un significato che ci precede, qualcuno che ci ha voluti, fa la vita in 3D, non so come dire, perché allora anche quello che ci succede è come il filo rosso di un significato della nostra vita che ci chiama, ci chiede di scoprirlo, ci costringe a rialzarci anche quando vogliamo stare seduti, ci tira su anche quando cadiamo, e per me questa cosa fa la differenza, questo sì. Poi non so se risolve i problemi, secondo me i problemi ce li abbiamo tutti, alcuni li risolviamo e alcuni no, ma nell'orizzonte con cui noi guardiamo la nostra vita, il valore che ha, il significato che ha la nostra e quella degli altri, questo fa la differenza. E io, guardate, mi sento di dire, io vi invito a scommettere su una bellezza, una verità, una pienezza che c'è, a prendere per un attimo in considerazione l'ipotesi che sia vero, che non siamo palline da ping pong, perché cambia tutto. E io, guardate, proprio vi sfido a fare la prova, poi ci vediamo tra un anno e ve lo dite, mi direte: guarda, hai fatto alla grande, allora ne parliamo. Ma io vi sfido a fare la prova, provare per un attimo a prendere sul serio quell'ipotesi lì, che non siamo qui a caso, ma che la nostra vita ha un senso, uno scopo, è voluta, è amata anche quando non sembra, perché cambia tutto. No, vi vedo solo fare voce perché secondo voi le persone non sono artefici del proprio destino, perché guardate, lungi da me dire questo, però penso anche che Pino Morandini l'abbia detto benissimo quando vi dice: non abbiate paura di domandare, combattere, lottare per quello che vale. Noi siamo artefici del nostro destino. Ecco, anche qua secondo me è una questione di sfumature, di accenti, perché io non penso di essere, cioè, a un certo punto ho scelto di sfumature, non è che sono inciampata in un marito che per caso l'ho portata all'altare e mi ha detto: guarda, con l'incanto
vuoi tu mangiare 100 torte al giorno e restare sempre un'altra, vuoi tu sposarmi, tu sì, qual era la seconda? No, cioè non è che funzioni così, tutti facciamo delle scelte e ognuno di noi, se è libero, nella misura in cui è libero, è chiamato, non solo può, è chiamato a decidere quale direzione dare alla propria vita. E si spera, come dicevamo anche di prima, una direzione che cerchi il vero, il bello, il bene. Però la differenza per me è tra pensare che io posso determinarla totalmente la mia vita, oppure che ci sono dei limiti che mi definiscono e contro i quali, ma contro non è neanche la parola detta, non posso andare. Guardate, ripeto, c'è un filosofo che dice, sai qual è il paradosso? Tu puoi ucciderti al limite, ma non puoi nascerti. Cioè, noi non abbiamo il potere di decidere niente di come veniamo al mondo, con che naso, con che occhi, con che faccia, con che limite, con che genitori, in che territorio. E questo è il primo di una lunga serie di limiti. Noi nasciamo in un corpo sessuato, ci può piacere o no, ma è così. Noi nasciamo con una struttura che fa sì che certe cose, anche se ci piacerebbero, non possiamo fare. Allora questo non è non potersi determinare, ma è riconoscere una realtà che però, come dicevo prima, ha un significato. Perché sennò davvero noi ci facciamo prendere dall'idea che tutto è poco, anche noi, anche la nostra vita, anche il nostro corpo, il corpo degli altri, poco, credo da manipolare. E ci arrabbiamo quando non riusciamo a manipolarla fino in fondo. E speriamo che nuove scoperte ci aiutino a manipolarla sempre di più. Ma è vita, ma è voler bene a se stessi, ma è voler bene, ma è determinare davvero la propria vita. Siamo abituati a pensare che essere liberi vuol dire poter fare tutto quello che voglio quando lo voglio, ma questo è quello che pensano i pazzi. Cioè, se voi guardate, adesso non voglio, senza offesa, però a me è capitato per facciarmi, uno dei primi segnali è che pensano di poter fare quello che vogliono quando vogliono. Accorgersi che c'è una realtà di fronte a me che mi definisce, mi ricorda che io non sono Dio, sono io. E ce n'è già abbastanza, ed è già un bel margine di lavoro. Prego. E noi volevamo dire che sia importante avere anche una sorta di Dio e come puoi definire da sé sul proprio lavoro, quindi anche voi vedete quando trovate una persona che magari ha un disagio come la signora abbia detto cioè quando ho ascoltato che Raccogliamo, anzi no, raccogliamo, ce ne sono altre. Prego, di il tuo nome. Ok, io voglio chiedervi voi come interpretate la teoria di Darwin. Grazie Giacomo. Devo chiedere, perché si parla del processo di Norimberga quando non si parla spesso del bombardamento di Dresda e dei crimini di guerra per i cittadini afghani? Per esempio, l'Armata Rossa che si è fermata prima di Auschwitz e ha aspettato per liberarla, oppure il trattamento dei lavoratori tedeschi nella Mosella, nel Reno, dopo la prima guerra mondiale. Se non ci sono altre domande diamo le risposte e poi rimangono 5 minuti.
tutti i giorni, lo psicologo lo vede una volta al mese, ti dà qualche suggerimento, ma è la tua la ragazza, sei tu che devi gestire, sei tu la sua psicologa, poi certo un aiuto fa sempre bene. L'altra domanda, come un genitore al momento che ti viene detto che è, io questa cosa non me la sono mai posta, perché al momento che mi è stato offerto di fare la miocentesi ho rifiutato, ma non perché mi faceva paura sapere o non sapere, perché io ho sempre avuto un'idea mia che un figlio dal momento che è concepito non è un paio di scarpe che passi davanti alla vetrina, mi piace, non mi piace, mi va bene, non mi va bene. Un figlio come ti è venuto è tuo figlio, non credo ci sia una scelta da fare. Con questo non giudico chi ha avuto la necessità, la voglia di fare, di apportare, però io questo non me la sono mai posta perché io non ho voluto né sapere e neanche mi sono posta il problema adesso. Grazie. La fede in Dio aiuta ad affrontare la vita, ad affrontare la giornata. E in parte la professoressa Pinetti aveva già risposto, però non so se vuole dire qualcosa. No, e poi ci sono le altre due domande, Tardi e i bombardamenti di Dresda, che lasciamo al giudice. Sì, no, adesso come ci poniamo di fronte alla teoria evoluzionista? Io vi invito a fare questo, ad approfondire i testi, perché ad approfondire anche le teorie evoluzioniste. Apprezzo molto questa domanda. Ora, vi apprezzo un sacco, perché le vostre domande danno l'idea di gente che legge, si informa, anche la domanda più storica, davvero complimenti, chapeau. Siete gli studenti che tutti vorrebbero, lo dico davvero. E sull'evoluzionismo cosa vi dico? Direi questo. Attenzione innanzitutto che Darwin, quando ha formulato l'ipotesi della teoria evoluzionistica, guardate che l'ha concepita come una teoria evoluzionistica, cioè lui sulla base di alcune evidenze sperimentali che aveva trovato ha costruito una teoria. Lui stesso era consapevole che fosse una teoria per questo semplice motivo, che dentro la teoria darwiniana c'è la parola caso. E guardate che sapete, no? Cioè, mutazioni genetiche casuali, se per caso sono vantaggiose rispetto all'ambiente, allora si propagano, perché questi portatori di queste mutazioni si riproducono più facilmente, si nutrono di più, per cui alla lunga risultano vincenti queste mutazioni, no? Però vedete che all'origine di tutto c'è il caso. E guardate che lo stesso Darwin lo diceva, dire caso è un po' come dire Dio per uno scienziato, cioè sono due concetti che nella scienza come viene intesa nell'età moderna non ci possono stare, nessuno dei due, perché dire caso è come dire Deus ex machina. E guardate che questa cosa Darwin ce l'aveva ben chiara, sono stati i suoi immediati successori a partire da Francis Galton, suo nipote. Con la Royal Society hanno fondato una serie di società darwiniane, società eugenetiche. Loro erano interessati soprattutto a come applicare il tema della selezione naturale alla regolazione della società. Vi racconto questo. Il nipote di Darwin teorizzava questo. Allora, come in natura una mutazione casuale favorisce il più adatto a vivere, noi dobbiamo fare leggi per favorire il più adatti a vivere. Dobbiamo fare leggi che impediscano ai poveri di procreare, perché i poveri sono sfaticati, nulla facenti, di solito tonti, non hanno niente da fare, passano il tempo a far figli, dobbiamo fare leggi che gli impediscano di procreare. Un'altra cosa che Galton, il nipote di Darwin, voleva fare era chiudere gli ospedali, perché negli ospedali tu curi gli animali malati, mentre in natura schiettano. Questi però sono la teoria evoluzionistica darwiniana, ok? E Darwin stesso su certe cose avrebbe avuto da dire. Tanto vero che nel 2008-2009 c'è stato un convegno al Consiglio Nazionale delle Ricerche qua, in cui tanti seguaci dell'evoluzionismo darwiniano, quindi non gente che brucerebbe Darwin se fosse ancora vivo, paleontologi, fisici, geologi, entomologi, scegliete voi l'esperto, si sono
che fanno i paleontologi di terreno a grandi profondità per trovare tutti gli stadi dell'evoluzione degli esseri viventi, hanno dimostrato che quel famoso anello mancante che Darwin aveva ipotizzato non c'è, non si trova, ci sono dei salti evolutivi, per cui tu da un essere che sa fare certe cose fai uno scatto e ti trovi una roba super diversa. Quindi anche questa idea della continuità dell'evoluzione, che per Darwin era un'ipotesi, non è stata confermata, dirò di più. Noi quando parliamo di evoluzionismo ovviamente Darwin e da lì tutte le polemiche, e poi le polemiche tra Darwin e gli ecclesiastici, dove il problema era la teoria fissista. È chiaro che tu non puoi leggere la Genesi come se fosse un trattato di biologia, scusate, ma chi è che lo pretende? Però anche nella dottrina, tanto per dire cristiana, ci sono correnti dottrine evoluzionistiche che hanno preso piede. Per cui lo stesso Rosmini, guardate, citato prima, aveva ipotizzato una cosa del genere, e cioè che ci sia, prendiamo per buona la creazione come raccontata nella Genesi, la creazione non è per forza la creazione di tac e tac come lo vede adesso l'uomo, che ci sia stato un tempo evolutivo lungo, che quei 7 giorni raccontati nella Genesi possano essere 700, 7.000, 70.000 anni, non è che siano cose incompatibili. Per cui io nell'evoluzionismo mi sento di dire questo, mi sento di dire che è una ipotesi scientifica, una teoria scientifica affascinante, che fa venire voglia di andare a studiare più a fondo questi temi che sono temi anche di filosofia e di scienza, che c'è un evoluzionismo non solo darwiniano, che lo stesso darwinismo ha fatto mente locale su tante cose. Se per evoluzionismo intendiamo gli slogan che nella vulgata, ahimè tante volte anche nei manuali di scuola che fanno accapponare la pelle, vengono messi lì dove sembra che il problema di Darwin fosse la scimmia e l'uomo, la sopravvivenza del più forte e l'abbattimento degli altri, beh dico, questo non è neanche l'evoluzionismo, questa non è la dottrina evoluzionistica. E dico solo una cosa, poi passo la parola, chapeau anche a chi ha fatto, non solo a chi ha fatto questa domanda filosofica, a tutte le vostre domande, e anche a chi ha fatto la domanda di storia. Io personalmente dico questo, l'esempio di Norimberga era sicuramente abbastanza noto e da manuale, perché io ho pensato di raccontare il potere dei senza potere di Václav Havel, che è stato il primo presidente della Cecoslovacchia libera dal regime comunista, però ho detto dunque forse è più facile statisticamente che sia chiaro l'esempio più noto, quindi il motivo per cui ho citato Norimberga era che era proprio, se l'aveva fatto apposta per l'incontro di oggi, tutto qua, ma davvero chapeau a chi ha uno sguardo così ampio e continuante, siete veramente una speranza. Grazie. A proposito dei bombardamenti di Dresda. Allora, immagino la vostra stanchezza e vi ringrazio per l'attenzione, ma sono veramente grato, come diceva poco fa Giorgia, per le domande che avete posto e la profondità che siete data. Quindi mi congratulo con voi e anche con i vostri docenti. È verissimo, l'accenno storico che è stato fatto è giustissimo. Qui si voleva nei nostri esempi evidenziare, quindi lo sottoscrivo pienamente, totalmente d'accordo, si doveva evidenziare che laddove è intervenuta addirittura una legge a legittimare, tra virgolette, certi crimini, ha prevalso una legge non scritta, no? Quindi era solo questo. Ringrazio anche mi pare Aurora che ha toccato la questione del sociale, questa è centrale se mi posso dire, qualsivoglia ambito del sociale. Perché? Perché lavorare nel sociale, occuparsi degli ultimi, vuol dire ridare dignità a quelle persone. E ripeto, come dicevo prima, è la dignità che fonda l'eguaglianza, non c'è altro. Cioè tu hai la stessa dignità mia, anche se appartiene a uno strato sociale diverso, eccetera, ma è solo questo, cioè proprio testimoniarlo concretamente. Visto che è stato citato Václav Havel, voi sapete che ha scritto un bellissimo libro intitolato Il potere dei senza potere. Il potere dei senza potere, cioè quelli che secondo il comune modo di pensare contano meno, i deboli, gli emarginati, quelli che secondo la cultura dell'apparenza sono meno dotati, eccetera, eccetera,
stanno oggi, grazie a Dio, e a chi si occupa di loro, a chi dà loro attenzione e eleva la loro dignità al pari di quella degli altri, stanno recuperando terreno in maniera straordinaria. Abbiamo qui l'esempio di Sara, ma potremmo citarne altri. Allora, quello che mi permetto di consigliarvi, così lo faccio proprio, come dire, con tutto il cuore, quindi non prendetela come una lezione, ma quello che mi permetto di consigliare, avendo incontrato ormai migliaia di giovani in questi 40 anni in cui giro l'Italia, in qualche caso, qualche volta anche l'Europa, a parlare di queste cose, è di avere ciascuno di voi simpatia per l'umano che avete dentro. Sì, certo, non fa piacere guardarsi allo specchio, ricordo anche quando alla vostra età pieno di foruncoli e serve meglio non averli e magari trovassero le creme per fugare i foruncoli, perché così riesco a conquistare meglio quella ragazza. Tutto giusto, ma dentro di voi c'è qualcosa di più grande. E andando avanti negli anni, quando ovviamente negli anni le forze fisiche verranno meno, se voi coltivate quest'umano che avete dentro, addirittura diventa più grande ancora di quanto era prima, quasi a compensare le forze fisiche che vengono meno. Quindi pensate, sì, ve lo dico, alla certezza dell'umano che avete dentro, coltivatelo questo umano. Ancora, mi riferisco a chi ha detto di non avere fede. Diceva a un certo punto un passo del Vangelo, come sapete, che troveremo grandi sorprese nel regno dei cieli, no? E citava anche alcune categorie di persone. A parte questo, ricordatevi bene che ciascun essere umano, quindi anche ciascuno di voi, di noi, è unico e irripetibile, non solamente dal punto di vista biologico, anche i due gemelli sono differenti dal punto di vista biologico, ma soprattutto da come ciascuno vive il proprio carattere, il proprio temperamento, la propria libertà. Abituatevi a guardare la realtà concreta, prendete in mano la vostra vita. Qualcuno diceva fatevi un capolavoro, che non vuol dire fare qualcosa di stupendo, ma vuol dire proprio prendersi in mano questa responsabilità. Lo so che Dante Alighieri faceva venire una barba, almeno a me la faccia venire come, però a un certo punto ha scritto sulla natura umana: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Noi persone umane siamo chiamati per qualcosa che va oltre l'istinto, per seguire le virtù, la conoscenza, non solamente la conoscenza sui libri, che è fondamentale, ma anche le virtù che abbiamo dentro. E io sono certo che dei giovani di questi istituti, che mi pare sono l'Istituto De Amicis e l'Istituto Viola, tra l'altro Edmondo De Amicis ha scritto un libro stupendo intitolato Cuore, che vi inviterei a leggere almeno a brani qua e là, che va veramente un insegnamento di vita. Io sono certo che gli storici di Rovigo, che fra qualche anno scriveranno la storia di Rovigo, non potranno non dire che c'è stato un gruppo, magari un minuscolo drappello, ma un gruppo di giovani che provenivano dal De Amicis e dal Viola, i quali, scusatemi, chi discuro con le signore, hanno tirato fuori le palle e hanno detto pane al pane, vino al vino, e hanno coltivato l'umano che è loro. Auguri.